做一个yogurt来吃。这个锅子啊，这个锅子叫焖烧锅，你热热的东西进去啊，它会一直维持，它会一直保温哦。所以你做yogurt你需要一个焖烧锅。Oppure用电锅，可是我总是用这个。Questo arnese serve per fare lo yogurt in casa. Vediamo come si fa. 我们买的这个牛奶哦，这个牛奶它有3685。3600 3 litri e 600, vabbè. 所以 quasi 大概是4公升哦，差不多。Circa 4 litri. 是，你把它算4公升，然后你记得啊，你只要鲜奶，我们4个就够了。4公升的牛奶，400公克的 yogurt。对。可是通常啊，我会多放一个，因为uno così è anche più buono. 是，我比较喜欢。5. Vabbè. 可以开始了。Sì. 我买原味，它有一点甜甜的，也无所谓。现在我们开始这个火啊，开始的时候因为它这是冰的，所以可以大一点，可是后面就要用比较小。它这个啊，我们刚刚不是有那个 yogurt 吗？我们那个 yogurt 用这个把它搅碎一下，让它搅刚刚那个整块的 yogurt， 我们这样子搅拌。然后它现在你可以看得出来冰冰的，因为它这个是冰冰。然后我们煮啊，因为它里面啊有那个乳酸菌，那个菌，然后那个菌啊。它30几度的时候，它温度很低的时候，它在睡觉嘛。然后再来，它到了30几度的时候，它开始就是很紧张。然后是30几度、40几度是它最喜欢的。可是啊，如果你到了50度，超过50度之后啊，它开始要死掉了。所以啊，这个我们要加热，然后可是不可以超过50度，所以温度到差不多快50度，然后我们就。Allora qua bisogna scaldare il latte dello yogurt con un fuoco non troppo alto, perché ancora si vede che è ancora molto freddo, no? Bisogna scaldarlo fino a non più di 50 gradi. Perché se sono più di 50 gradi il bacillo vulgaricus che c'è dentro lo yogurt muore, invece noi non vogliamo che muoia, ma vogliamo che si riproduca e la temperatura di riproduzione migliore è sui 30 gradi, quindi il latte deve raggiungere i 30-35 gradi, 40, anche 40, sì, 40 ma non andare oltre i 50 perché sennò crepa. E quindi avremo questo qui, diventerà tutto yogurt questo latte. Comincia a scaldare. Come facciamo a sapere quando la temperatura è corretta? 最方便的方法，你去买一个那个煮饭的那个温度计。温度计, il termometro. 然后你把它放到里面，sì, quello lì. 你可以知道那个温度。Sì. 可是我没有去买，我也。Non abbiamo il termometro in cucina, e allora? 所以呀，我的方法，你看。你手啊下去，它现在是还冰冰的。你现在手，它还有点冰冰的呢。然后你看它这个现在开始有这个水，对不对？然后你也看，你看它这个是热的，这个是冷的，所以你看到这个东西啊一直往下之后。Quando non c'è più questa condensa qui. 对。Allora vuol dire che. 然后你用你的手指去试试看哦。E poi metti il ditino dentro, il dito si spera. 这个要自己家里面自己吃的没关系，可是卖的话就不行。我觉得啊，这个温度啊，40几度的时候啊，我觉得它最后做出来的结果它会比较硬。
如果你是温度是30几度的话，我觉得它会比较那个液体 liquid， 所以我比较喜欢让它40几度，可是不超过50度这样子。我觉得它会比较它的效果，我比较喜欢吃硬。Cioè, se lasci a temperatura più calda, il risultato finale sarà più denso. Se invece la temperatura non va troppo su, il tuo yogurt finale sarà molto più liquido. È così? Non capito? Quindi devi andare la temperatura il più su possibile, ma non troppo su. Questa qui è. 这个温度你手指进去。 Metto il ditino dentro. Va bene, va bene. 温温的，对不对？不会烫。 Non è caldo, è tiepido. Questa temperatura qui dice lei che sono i 40 gradi. Sì, Ok. va bene. OK。然后你也可以看看它的泡泡比较多。 Sì, ci sono più bollicine sulla superficie del latte. 所以啊，这个时候啊，你把它盖起来。 Lo chiudi. E poi liscio. E lo ficchi là dentro. Ecco qua. Ottimo. E allora quando posso mangiare lo yogurt? 现在是2点15分， 2:15 分。你至少要8个小时。 8 ore dice. Allora, 2点15。 alle 10 e 15. Vabbè, 8 ore e 10. E questa è 10点15分。 matematica. Sì. Aritmetica. 我们的yogurt。 A posto, fatto il nostro yogurt. Benissimo, qua dentro. Ci vediamo fra 8 ore. Allora, 现在是10点半，对不对？晚上 sono le 10:30，所以这个已经好了，对不对？应该是。检查一下。是。 Controlliamo. Apro. Ecco lì. Vediamo un po'. Ancora caldo. Vedi? Yogurt. Domani早上就可以吃 yogurt。 Domani mattina mangi yogurt. Sì. Va bene? Sì.